È il caricaturista veneto che vive a Preganziolo impegnato nel sociale, al punto che tra i suoi fumetti si narra anche la storia dei rifugiati politici in fuga dalle guerre e dalla disperazione. L'accoglienza era fatta in maniera credibile, secondo me, nel senso che si andava lì, si aiutavano gli affamati, quelli che fuggivano dalla guerra, e poi quando c'era un ferito da curare lo si portava in un ospedale italiano. Quella era un'ottima accoglienza. Oggi l'accoglienza è diventata una confusione totale, nessuno sa come risolverla, tutti dicono come, ma alla fine in pratica, se poi pensiamo che l'Inghilterra per prima ha detto noi non vogliamo nessuno. Paolo Ongaro, classe 1946, pittore, già illustratore e copertinista di noti quotidiani e riviste nazionali, plaude al contributo dei militari italiani alle cosiddette operazioni di pace. Oggi non ci sono giornali o riviste che ti diano spazio nel senso che tu possa fare un qualcosa di sociale o di critica. Racconta di quanto sia difficile fare satira in questi tempi di querele e diffamazione. Il rischio è che tu fai una battuta e quello si arrabbia e magari ti porta una querela. A me non è mai successo, anche perché la mia satira passa attraverso dei disegni caricaturati che non prevedono battute o raramente lo prevedono. Il messaggio agli studenti proprio al termine dell'anno scolastico. Vorrei dire che una volta non facevamo i test, ma facevamo i compiti scritti e imparavamo a scrivere un po' meglio l'italiano. Ritorno alla Venezia attuale.